giornata del campionato di C1 Regione Veneto, un solo punto di distanza a separare le due squadre, è terza contro quarta. Benvenuti al Palamazzalovo da Udino Baggio per Roclotz, oggi è Marca Futsal Infinity Godego. Bottega, Erragi pressa Kuc, Erragi se la sposta, conclusione di sinistro, scende bene Prosdocimi. Giata vicino a lui, Kuc fuori a Zabi, Giata va dentro da Salifu, la tocca, arriva Giata, conclusione respinta Bresolin, riparte subito la Marca, Bottega, dalla parte opposta c'è il numero 21 Marchiori di fronte a Prosdocimi, dietro da Bottega, Prosdocimi interviene, ancora Bottega dalla linea di fondo, tenta Caro, la laterale, Garbuio che la protegge e poi se ne va su Kuc, Garbuio di fronte a Prosdocimi, Umana, Zandonà ha trovato libero dentro, Garbuio vuole lo scarico, Zandonà che prova la botta, deviazione. Cambia il numero 10 al numero 9 Raji Ismaili, trova lo spazio per Wali, una serie di finte di corpo, ferma, poi trova l'imbucata per Salifu che era tutto solo. Wali, una finta tentata, ci mette il piede Raji che riparte, 2 contro 1, non c'è fallo, Raji va da Ismail, Raji e se Prosdocimi, ancora Ismail Raji e Prosdocimi ancora. Bottega lascia il Raji, poi lo scatto non seguito, Bottega riceve il pallone e Bottega conclude. Da Bottega ha spazio per puntare a Zabi, Bottega dentro, a Zabi ci mette il piede e quindi serve Giata che fa partire Kuc, arriva dalla parte opposta anche a Zabi, Kuc va da solo e chiude l'azione, il contropiede perfetto del Godego, si porta in vantaggio con pressing di Wali su Bresolin, va lungo, a Zabi spaccata, Giata, Wali si accentra, conclusione, il riflesso di Bresolin, ancora Giata e poi solo, interviene Kuc su Fraccaro, Kuc, c'è Giata di fronte a lui, Giata servito, Fraccaro, Bottega, lo stop non è preciso, raccoglie Raji dentro per l'inserimento di Fischio del direttore di gara, parte Bottega, tocco corto, Fraccaro chiude Prosdocimi, Salifu di testa, fa partire Kuc, inseguito da 2, Kuc, contropiede micidiale, dopo 2 minuti, doppietta di Kuc, raddoppia l'Infinity Go. Kuc, Giata che dribbling, palla incollata al piede, Giata lascia Fraccaro, chiude su Giata, poi il contromovimento, non c'è fallo, Garbuio, Zandonà largo a destra, inseguito, Zandonà ci prova, Giata scucchiaia, addomestica, la mette giù, Salifu, il contromovimento di Giata a liberare lo spazio per Salifu che con un missile trafigge il portiere, è 3-0 Infinity Godego al palla. Zavi si gira, cerca Wali dalla parte opposta, Garbuio la tocca ma non basta, ancora Wali, evita il difensore, serve Giata che deve solo scartare questo regalo, lucido e freddo Daniel Wali, dietro da Fraccaro a spazio, la legnata Raji sulla laterale, dentro c'è Fraccaro, tutto solo, deve solo insaccarla in porta, il numero 7 Nelson Fraccaro, gol. Zandonà andare largo da Fraccaro, cerca e trova invece dentro Garbuio che ha lo spazio per girarsi e concludere, 2-4, 5 minuti scarsi di speranza. Zandonà allargare ancora per Fraccaro, riceve il passaggio dentro, deviazione di Azabi, si salva, Fraccaro può andare, può cercare Garbuio dentro, anche Umana dalla parte opposta, serve ancora Fraccaro, palo rete, missile di Fraccaro e adesso ci crede la Marca, mancano. Zandonà pressato da Kuc, libero Garbuio, a destra Fraccaro di nuovo dentro, deviazione di Azabi, arriva Zandonà, Prosdocimi, lungo da Giata che si coordina e termina qui l'incontro, finisce la partita al Palamazzalovo, il Godego sembrava in controllo ma rischia perché la Marca ci crede, ne fa 3 ma non basta.